Remigio Grotto, allenatore della Volley, secondo classificata nella finale di Under 15 regionale. Remigio, che partita è stata quella contro Treviso? Purtroppo Treviso è riuscito a battere benissimo, con efficacia, quindi diciamo pure che non ci ha fatto giocare, cioè, la loro battuta proprio ci ha distrutto e quindi ci ha dato poco spazio. Poi sinceramente è una squadra che punta giustamente in alto, Treviso, e quindi anche le poche volte che riuscivamo a costruire riusciva lo stesso a difendere, a contrattaccare molto bene, quindi veramente non c'è stata partita purtroppo. Comunque i tuoi se la sono giocata per quello che hanno potuto, insomma. Sì, c'è stata qualche buona azione, ma troppo incostanti, ma non tanto forse per merito nostro, ma proprio per merito del Treviso, che in effetti è una grande squadra secondo me per la categoria. E adesso comunque voi già contenti di essere qui per le finali, come mi hai detto nelle prepartite, adesso sono le finali nazionali? Sì, senz'altro, ovviamente noi eravamo contenti ancora prima dell'inizio della finale, il nostro risultato a sorpresa, anche perché abbiamo battuto veramente delle squadre per essere qui molto valide, sia di Padova che la Piave, eccetera, veramente squadre molto valide, quindi siamo contenti di questo risultato. Insomma, la festa non la fa solo chi ha vinto per una volta. Esatto, cioè noi veramente, anche perché eravamo pronti a questi avversari, quindi festeggiamo lo stesso volentieri. Allora buon festeggiamento e grazie a Remigio Grotto.